Quella di oggi è una dichiarazione di guerra che vogliamo fare a tutti quei negozi e a quella norma che in qualche modo permette o fa filtrare l'idea che esista anche una canapa ricreativa, una canapa che non fa male. La droga è tutta merda. Forza Italia dichiara guerra ai cannabis store, supportata dall'ex senatore Carlo Giovanardi, noto per le sue crociate antidroga. Perché di droga si parla, sostengono gli azzurri in regione, nonostante il basso contenuto di principio attivo nei prodotti distribuiti da questi negozi in modo assolutamente legale. È una droga. Allora noi non possiamo non essere coerenti, e se diciamo che ai ragazzi, nelle scuole, nelle nostre manifestazioni varie, come regione siamo molto impegnati nella prevenzione, nel dire che le droghe fanno male, noi dobbiamo essere molto duri nei confronti di questi negozi. La droga non è pesante o leggera, la droga non si pesa, sostiene la tossicologa Elisabetta Bertol. In una dose di cosiddetta cannabis light allo 0,6% è presente comunque un principio attivo che ne fa una dose a tutti gli effetti. Ma non è tutto. I vari prodotti in vendita nei negozi possono essere estratti in maniera molto semplice, internet guida in tutto questo, e possono essere estratti e per ottenere una resina o un concentrato comunque di tetraidrocannabinolo molto molto elevato, con grande facilità in mezz'ora in casa propria. Chiediamo quindi al governo di attivarsi, invocano i forzisti, per vietare la libera vendita di cannabis light e dei prodotti derivati, settore pericoloso in proliferazione con 422 negozi presenti in Italia ed almeno uno in ogni capoluogo di provincia del Veneto. Bisogna ricominciare con l'educazione, con la prevenzione, con un'attività capillare nelle scuole, nelle famiglie, nelle parrocchie, dappertutto. Però bisogna anche incominciare chiudendo quei negozi che stanno diffondendo in tutta Italia la cultura della cannabis e lanciano un messaggio equivoco ai giovani.